Mancano pochi secondi al via della seconda corsa. Premio Anzasca, una prova per 2 anni Maiden, quindi che non hanno mai vinto una corsa in carriera. Aveva aperto da favorito il numero 1 di Eroico Gams con Manuel Pistone in sediolo per il training di Fausto Barelli. È stata giocata Eufobia alla terza uscita per il training di Francesco Alessandrini. Le prime 2 sono state 2 rotture, poi un lavoro buono sulla pista e la quota che è in discesa. Sul campo 1,5 a scelta, quindi 2,50, 2,60 ora. Eroico Gams e Eufobia. La terza forza Mr. Kabuki con Natale Cintura. Poi la scuderia composta da Eshal Mil ed Erina Q. Autostart che inizia a muoversi, andiamo a leggere il campo dei partenti. All'1 Eroico Gams Manuel Pistone, 2 Eufobia Paolo Scamardella, 3 Elton Francis Alessandro Fonte, 4 Evani F Carmine Piscuoglio, 5 Mr. Kabuki Natale Cintura, 6 Eda CGR Francesco Pettinari in seconda fila, 7 Eshal Mil Giorgio Cassani, 8 Ele Lamborghini Gianvito D'Ambroso, 9 Erina Q Luca Lovera. Autostart che accelera e li lascia con veloci Mr. Kabuki ed Elton Francis. Elton Francis che si installa al comando, Mr. Kabuki che prova a insistere ma sbaglia. E così Numero Elton Francis 5, rimane Kabuki, leader nei confronti di Eroico Gams. Numero 6 al largo c'è Eufobia squalificato. che prova a puntare Numero in avanti, 9, poi Eshal Erina Mil ben Q, partito dalla seconda squalificato. fila a precedere Evani F. I primi 200 in 15,5 con Elton Francis che è al comando, attacca al largo Eufobia, 2 che lottano dopo 400 metri di corsa. Elton Francis ed Eufobia, 38 per i primi 400 metri di corsa. Corre davanti Elton Francis, Eufobia rimane allo scoperto, Eroico Gams a tiro dei primi, avanti ad Eshal Mil ed Evani F, poi ad intervallo e le Lamborghini. I 600 in 46,8 con Elton Francis che guida su Eufobia al largo ed Eroico Gams allo steccato, quindi Eshal Mil ed Evani F dopo 800 metri di corsa con l'allievo di Alessandro Fonte che guida 1,2,7 per gli 800 metri iniziali. Eufobia sempre di fuori, va a fare la seconda pariglia al largo Eshal Mil abbandonando la terza posizione allo steccato, guadagna così di dentro Evani F dopo un chilometro passato in 1,18,3. Allievo di Massimo Trevellin, figlio di Nadal Sheba che continua a guidare, Eufobia che prova a tornare al largo, Eroico Gams sempre alla corda senza spazio, poi Eshal Mil, Evani F e delle Lamborghini chiudono il gruppetto a 400 dalla conclusione, 31,9 per il penultimo quarto con Elton Francis che si difende alla corda da Eufobia, allo steccato Eroico Gams, viene in mezzo alla pista Eshal Mil a 300 dalla conclusione con sempre Elton Francis al comando, Eroico Gams che aspetta il momento propizio per spostare, Elton davanti, ci prova Eroico di dentro, al largo di tutti Eshal Mil, è in vantaggio Elton Francis, Eroico Gams lo buca di dentro, al largo Eshal Mil, nel finale Eroico Gams servito a dovere, vince nei confronti di Eshal Mil. Al terzo posto Elton Francis, 1,18,6 ragguaglio cronometrico, 31,8 la chiusa Eroico Gams, Manuel Pistone per il training di Fausto Barelli, la scuderia Magafè alla proprietà del figlio di Napoleon Bar e Traviata Gams che da secondo allo steccato trova l'open stretch per bucare il leader Elton Francis che nel finale preda anche dell'attacco esterno di Eshal Mil in numeri 1-7-3, l'ordine arrivo della seconda dall'Arcoveggio.